e benvenuti alla rassegna stampa di oggi, mercoledì 17 dicembre. Partiamo dando uno sguardo ai quotidiani nazionali, aperture divise fra la stretta sulle pensioni che in pratica si allontanano per chi stava pensando di lasciare il lavoro e le trattative per l'Ucraina. Allora cominciamo con Repubblica, appunto stretta sulle pensioni, modifiche alla manovra, slitta l'uscita dal 2032, nella manovra poi ci sono anche i fondi sul ponte sullo stretto rinviati per 780 milioni. E poi, come vedrete, qui in taglio più basso, Cremlino no alla tregua di Natale da parte della Russia. La Stampa invece apre anche qui pensioni più lontane, la stretta del governo, mentre sotto c'è l'intervista a un dissidente russo che dice Putin vuole soltanto la guerra. La Russia boccia anche la forza di pace europea, Meloni frena. Andiamo a vedere ancora una prima pagina, questa volta del Corriere della Sera. Qui al contrario, taglio alto, Zelensky, presto il nuovo piano di pace, Mosca però frena sui territori e smentisce Trump, mentre taglio centrale, manovra stretta sulle pensioni, uscita anticipata, cambiano le finestre mobili e il riscatto della laurea breve. Entriamo adesso nel dettaglio della manovra della finanziaria italiana, che riguarda in particolare appunto le pensioni, aiuti alle imprese, più tasse. Il governo cambia la manovra con un maxi emendamento. Premiata Confindustria, colpite le assicurazioni, 1 miliardo alla Lega, si allungano i tempi di approvazione, rush finale prima di Capodanno. Ma vediamo appunto in particolare la mazzata, così titola la Repubblica, la mazzata sulle pensioni, l'età sale, penalizzato chi esce prima. In questa infografica ci spiega meglio la stretta sulla previdenza. Intanto che riguarda la finestra, il ritardo dell'assegno per le pensioni anticipate passa da 3 a 4 mesi nel 2032 per arrivare a 6 mesi a partire dal 2035. Stretta anche per quanto riguarda il riscatto della laurea, che viene penalizzato dal 2031, verranno esclusi 6 mesi dal conto dei contributi, si sale addirittura a 30 nel 2035. E poi ancora per quanto riguarda il TFR, da luglio il TFR dei neoassunti andrà in automatico ai fondi collettivi. I dipendenti avranno 60 giorni per rinunciare. L'analisi sempre di Repubblica, 2 strette che allontanano l'uscita dal lavoro e una spinta verso la previdenza complementare, quella appunto dei fondi integrativi, ai quali da tempo il ministro Giorgetti chiede investimenti nell'economia italiana. Le pensioni entrano nelle modifiche alla manovra depositate dal governo, con limiti al riscatto della laurea per l'accesso alla pensione anticipata, nuove finestre mobili e un meccanismo che agevola la tacita adesione dei lavoratori ai fondi pensioni. Ancora un approfondimento sulla Stampa, pensioni più lontane. Il governo descrive la manovra e quindi è una estrema sintesi. Andiamo adesso allo scenario in Ucraina. La Russia smentisce Trump, nessun colloquio con Putin, non ci sarà la tregua di Natale. Il Cremlino non si sbilancia, aspetta di ricevere le proposte di risoluzione del conflitto in Ucraina messe a punto dagli inviati statunitensi insieme al presidente Zelensky. Per ora abbiamo visto soltanto le pubblicazioni sui giornali e a queste non reagiremo. Non abbiamo ancora visto il testo, quando lo vedremo lo analizzeremo. Il primo passo sarà familiarizzare con l'esito dei colloqui berlinesi, il secondo organizzare un incontro russo-statunitense. Peskov continua però a respingere ogni ipotesi di tregua anche per Natale, almeno finché l'Ucraina si concentra su soluzioni a breve termine impraticabili piuttosto che su un accordo duraturo. Vogliamo la pace, non vogliamo una tregua per concedere un po' di respiro all'Ucraina per prepararsi a continuare la guerra. Vogliamo fermare questa guerra, dice ancora il ministro russo, raggiungere i nostri obiettivi, tutelare i nostri interessi e garantire la pace per il futuro. Questo è ciò
che vogliamo. Ma poi c'è l'altro tema che si intreccia con quello dell'Ucraina, cioè gli asset russi congelati in Europa. I dubbi di Meloni nell'incontro con Mattarella, perché si sta valutando se utilizzarli per la ricostruzione, ma si temono ritorsioni. I forti dubbi sull'ipotesi di sfruttare il congelamento dei fondi di Mosca immobilizzati nelle banche europee sono il punto più delicato. La Premier sembra ancora più determinata a frenare l'opzione su cui invece preme soprattutto Berlino. Temiamo che l'impalcatura legale che sostiene la misura non sia sufficientemente solida, il senso dei ragionamenti della Presidente del Consiglio, accompagnandoli con un impegno a un momento assai fragile: costruire ipotesi alternative per finanziare l'Ucraina. Il punto delicato restano gli asset. E anche se in questo articolo non lo dice, si temono comunque ritorsioni da parte. Ecco qua, il Belgio teme la vendetta, Mosca può paralizzarci, cioè si teme un maxi attacco cyber che blocchi Bruxelles in risposta come ritorsione a quella decisione. Intanto nella corsa al riarmo alle Camere arrivano i decreti di spesa per l'acquisto di armi. Schlein, Conte e Fratoianni chiedono invece di investire in scuola e sanità. Si prevedono investimenti di 3,5 miliardi per droni e sottomarini. E questo è il dibattito in corsa. Restiamo agli esteri in un certo senso, perché torniamo ad occuparci del duplice omicidio del regista Rob Reiner, della moglie, per mano probabilmente del figlio, ma non è tanto il fatto di cronaca in sé che ci interessa oggi, quanto la reazione di Trump con un post assolutamente fuori luogo. Commentando l'uccisione, Trump lo ha descritto, quindi un uomo vittima ancora caldo di un omicidio, un uomo afflitto da una sindrome di squilibrio trampiano. A criticare adesso questi toni sono anche la sua base. La capo dello staff attacca e dice: sembra un alcolizzato, dice il presidente, usa la giustizia per vendetta privata, Vance è un complottista, ma non è la sola. Qua ci sono alcuni precedenti, come quando imitò un reporter disabile, lo vediamo qui con questa smorfia, o quando commentò l'attacco da parte di uno squilibrato a casa di Nancy Pelosi, anche qui un fatto grave su cui lui scherzò, e qui anche si ricorda quando zittì una reporter dicendogli zitta maialina. Insomma, anche i repubblicani si ribellano, frasi da ubriaco, giustifica tutto ma solo se stesso, le ossessioni di Trump che cominciano a stancare anche la sua base. E poi in Italia torniamo con la vicenda dell'imam di Torino, che è tornato libero dopo un periodo di detenzione al CPR di Caltanissetta. Lui dice: lavoro per la pace, ma il Viminale prepara il ricorso, mentre c'è il commento del vescovo di Pinerolo, che dice: lo conosco, è un uomo del dialogo. Quelle frasi sul 7 ottobre però inaccettabili. A parlare appunto Derio Olivero, vescovo di Pinerolo, che lo conosce, ha fatto scalpore il suo appello pubblico per l'imam prima che venisse rilasciato, e gli chiedono perché ha preso quella posizione a supporto dell'imam, e lui dice: perché so che quell'uomo da anni lavora per il dialogo e la collaborazione, penso abbia diritto ad un regolare processo come chiunque, in Italia c'è libertà di espressione. Non la sfiora, non pensa che si è trattato di apologia del terrorismo, chiede il giornalismo, e lui dice: certamente la frase dell'imam sulla strage del 7 ottobre come una semplice risposta ad anni di violenze è irricevibile oltre che inaccettabile. Il 7 ottobre è stato un vile atto terroristico, non si discute, ma se si dovessero incarcerare tutti coloro che esprimono opinioni diverse dalle nostre, dovremmo costruire nuove prigioni. Le parole improprie e pericolose vanno condannate, che siano pronunciate da islamici, cristiani, ebrei o atei. E questo era il vescovo di Pinerolo. E poi veniamo alla vicenda dei test di medicina, di cui ci siamo occupati anche nei nostri TG, seguiti da tante critiche, da una valanga di ricorsi sotto vari aspetti, non ultimo il breve periodo di preparazione.
critiche che la ministra all'università Anna Maria Bernini ha ricevuto, suggerendo una serie di correttivi. Pronta a modificare l'accesso a medicina, dice infatti la Bernini, che parla di programmi d'esame più snelli, prove più semplici, in particolare quella di fisica era stata quasi insuperabile, più tempo tra la fine delle lezioni e l'inizio dei test per ridurre l'ansia di studenti e studentesse, e quindi anche se l'impianto base è questo, non ci sarà alcun passo indietro, ma sicuramente molti correttivi. E poi la cronaca con l'omicidio di Sharon, spezzata per capriccio, uccisa nel 2024, il PM chiede l'ergastolo e alla base di questa richiesta c'è che l'omicida Moussa Sangare, italiano di origini maliane, non aveva in realtà nessun movente, uccise la barista solo per il piacere di farlo. Moussa Sangare, dice il PM, merita l'ergastolo, non lo dico a cuor leggere, è un dovere, lo dobbiamo a Sharon. E poi c'è l'ennesimo incidente, vittima questa volta una ragazza di 22 anni travolta da un tir, viveva a Savona, amava i viaggi, voleva diventare avvocata. L'ultimo saluto alla famiglia con un messaggino: ci sentiamo più tardi. E l'ultima pedona uccisa in una città si chiamava Valentina Squillaci, aveva dato un bacio alla sua famiglia prima di uscire di casa, era sulle strisce a pochi passi da casa, è stata agganciata da un mezzo e trascinata per 60 metri. E in chiusura due curiosità. Papa Leone XIV è stato inserito da Vogue tra le persone più eleganti dell'anno, accanto a fashion star come Rihanna, Michelle Obama. Qui c'è l'intervista al sarto del Vaticano che dice: Mozzette e talari, se il Papa è entrato nella hit degli uomini più eleganti è un po' anche merito mio, gli piace essere curati, i preti hanno riscoperto gli abiti tradizionali. E che chi gli chiede che tipo di cliente è, molto calmo, molto tranquillo, non è troppo elegante, non è troppo semplice, gli piacciono le vesti tradizionali, però poi quello che gli mando gli va bene, insomma non fa i capricci il Papa. E poi in chiusura vediamo le nuove fermate della metro di Roma inaugurate ieri dopo 13 anni di lavoro, in particolare quella Colosseo che, guardate, certamente non rende, ma di presenza sarà davvero un colpo d'occhio. Qui c'è questo oculos, nel senso questa finestra che si apre in mezzo a questa struttura della metro avveniristica e che guarda direttamente sul Colosseo, quindi davvero un contrasto interessantissimo. A Roma prendere la metro è un tuffo nella storia. Oltre l'Oculus, straordinaria finestra che racconta, basta alzare lo sguardo da un corridoio di metropolitana e appunto leggere la storia del mondo, magari incrociare la testa di Medusa con i serpenti attorcigliati alla gola che accompagna chi esce a rivedere le stelle di, come diceva Dante, dalla fermata Colosseo Fori Imperiali. Insomma, una sorta di vero e proprio viaggio nel tempo per chi prende la metropolitana a Roma per scendere a queste due fermate. Ci fermiamo, adesso c'è una pausa e poi torniamo per vedere un po' cosa è successo in Sicilia. Tra poco. Eccoci in studio con la seconda parte della rassegna dedicata appunto all'informazione regionale. Partiamo dando un'occhiata al sito Sicilia Web. L'apertura è paura alla zona industriale di Catania, dove è stato trovato un falso pacco bomba. All'interno c'erano dei fili elettrici collegati a quello che sembrava un ordigno rudimentale, ma che in realtà erano delle pietre, ed è stato intercettato dal sistema scan del centro smistamento postale della zona industriale di Catania. Ha scattato l'allarme, la struttura è rimasta bloccata, fermando l'arrivo e l'invio della posta per diverse ore. In realtà poi generalità di chi lo ha spedito e il destinatario risultano inesistenti e si è rivelato soltanto uno scherzo di pessimo gusto. Adesso andiamo a vedere invece le testate regionali, a partire dal quotidiano di Catania, La Sicilia. Al centro foto con
un gioco di parole, ponte levatoio, i fondi, una parte dei fondi del ponte sono stati sottratti all'opera e spostati in avanti, passano infatti al 2033 parte dei fondi destinati al ponte sullo stretto, opera cassata dalla Corte dei Conti. Si tratta di ben 780 milioni, crescono invece i finanziamenti destinati a transizione 5.0 al credito d'imposta nelle aree ZES. E poi c'è la notizia di cui abbiamo trattato anche nei telegiornali, biglietti della Sicilia Express esauriti in pochi minuti, diciamo in una buona mezz'ora, anche se qualche posto resta per giorno 27 dicembre e per il 10 gennaio, tanta la delusione di chi è rimasto fuori. Sul giornale di Sicilia invece la cronaca, pizzo e droga a Palermo, 25 arresti dopo il blitz, nei due filoni delle indagini erano rimaste coinvolte 50 persone, alla noce sono state documentate almeno 6 estorsioni, ma nessuna vittima aveva presentato denuncia. E ancora, come seguito del fatto di cronaca, ricordate l'inchiesta di qualche giorno fa sul carro estinto che ha mascherato un giro di mazzette sul rilascio delle salme dall'obitorio, il racket che sfrutta i lutti, giro di vite per gli addetti alla camera mortuaria, perché prima erano stati spostati semplicemente ad altre mansioni, 4 coinvolti, adesso sono stati sospesi 4 dipendenti della camera mortuaria del Policlinico, finiti al centro dell'inchiesta della Procura sul sistema di mazzette legato alla gestione delle salme, come vi abbiamo poco fa detto. Repubblica, Tomo di Palermo, stima di budget per lo shopping, i siciliani spenderanno 2 miliardi, ma nell'isola meno acquisti rispetto al resto d'Italia, perché pesano salari bassi e rincari. Lo vedremo più avanti nel dettaglio. E poi manovra, maggioranza in tilt, governo battuto 2 volte. Allora, intanto parliamo del ponte. Dopo lo stop della Corte dei Conti, il governo è intervenuto con un emendamento alla manovra per adeguare il cronoprogramma del ponte sullo stretto. La modifica prevede appunto lo slittamento di 780 milioni al 233, praticamente lasciando invariato il complesso delle risorse stanziate, ma spostandole in avanti. E poi c'è l'inchiesta sul chirurgo Stagno dal Contres a Messina, parla l'amministratore delegato della Caronte Tourist, Vincenzo Franza, sul tentato depistaggio, afferma di non avere ancora ricevuto alcuna notifica di atti e quindi non gli risulta di essere indagato, ma dichiara che non ha mai sponsorizzato convegni e non ha mai chiesto una prognosi diversa da quella che gli era stata data. Vediamo qua in taglio basso nuovi distacchi di roccia dal costone di Taormina, in particolare nell'area che sovrasta la statale 114, sono scivolati lungo la parete massi anche di notevoli dimensioni. Ricordiamo che proprio in questa zona ci sono stati diversi mesi di lavori per la messa in sicurezza di un costone e poi, diciamo, passando un po' di pallo in frasca, scoperto a Enna un insediamento di età romana nell'ambito delle indagini per gli scavi della ferrovia Palermo-Catania-Messina, in particolare per il raddoppio. E poi c'è la manovra in corso all'Ars, manovra in salita, il governo battuto 2 volte. In particolare il primo terreno di scontro all'Assemblea regionale è stato l'istruzione. In platea c'era un folto gruppo di studenti che hanno assistito ai primi 2 scivoloni del governo Schifani, alle 2 richieste di voto segreto. La prima sull'emendamento del Movimento 5 Stelle con prima firmataria Roberta Schillaci, che è stato approvato nonostante il parere contrario della Commissione Bilancio del governo. Stessa scena si ripete su un altro emendamento che trasferiva 1 milione di euro alle scuole pubbliche e ben 1.300.000 a quelle private, contestato dall'opposizione e difeso dall'assessore Turano. Sono somme per le scuole dell'infanzia che sono quasi tutte private, ma anche in questo caso il voto segreto è stato inesorabile. L'emendamento non è passato, 33 contrari e 2 favorevoli. Il primo schiaffo a un governo che mette all'ultimo posto i veri bisogni dei siciliani, commenta Schillaci dei 5 Stelle.
E qua di nuovo, e poi sempre in tema di politica, De Luca manda in soffitta il suo movimento che aveva battezzato Sud chiama Nord, e a prendere il posto è un nuovo movimento che si chiama Ti amo Sicilia. È una scelta chiara, dice il sindaco di Taormina, che lancia l'ennesima sfida. Schifani non ha più una maggioranza. Il 18 gennaio nasce il governo di liberazione, l'evento si svolgerà a Caltagirone. Cateno De Luca spiega che il cambio di passo vede in campo il centro studi Ti amo Sicilia, oggi già strutturato. Con l'entrata in campo del centro studi non svolgerò più attività di partito nelle competizioni elettorali. Da questo momento il mio impegno sarà orientato a spiegare cosa succederà in Sicilia nei prossimi mesi. E quindi un'ultima trovata di Cateno De Luca. Vediamo poi nel dettaglio cosa è successo ieri in questo giorno di Click Day. Ci abbiamo provato anche noi, dopo vari tentativi siamo riusciti a vedere un biglietto, naturalmente non siamo andati avanti, anche per non togliere un posto disponibile a chi ne ha davvero bisogno. I posti sono andati esauriti in 30 minuti, in tanti sono rimasti a piedi, sono rimasti posti in particolare per il viaggio di andata del 27 dicembre e il ritorno del 10 gennaio. Quelli per invece ovviamente il 20 dicembre sono andati sold out perché prima di Natale, e poi alle 10:30 i canali social dell'iniziativa lo hanno comunicato formalmente che queste due date non erano più disponibili, ma nel frattempo decine di utenti che non sono riusciti a prenotare davano sfogo alla frustrazione, vergogna. Oppure c'è chi dice una presa in giro dei biglietti finiti in pochi minuti è scandalosa. Chi ha gestito il Click Day, che aveva subito uno slittamento, assicura che non ci sono stati problemi tecnici questa volta, ma solo un grandissimo afflusso di richieste. Vediamo la vignetta di Totò che dice: compà, fino a Roma ci sto io nella valigia, poi tocca a te. Sicilia Express è già sold out e quindi ci si arrangia come si può. Vediamo poi le stime appunto di Confartigianato sullo shopping natalizio, ma non solo, perché c'è anche la spesa per i cenoni. Secondo uno studio di Confartigianato si spenderà meno che nel resto d'Italia per regali e banchetti della festività. La voce più importante, che da sola vale la metà della torta, sono i viaggi, il cui peso è stimato tra i 950 milioni e oltre 1 miliardo. Su questo incide in modo rilevante il caro voli. La spesa su regali rimane sostanzialmente invariata. I rincari più significativi riguardano invece molti prodotti alimentari, che influenzano una grossa voce di spesa del Natale, insomma, del Capodanno. E il palermitano da solo traina un quarto del volume dei consumi di Natale. Seguono Catania con 446 milioni e Messina con 271 milioni. Andiamo avanti. È il caso di un giudice, pensate, che in un solo giorno ha ben 67 processi. L'ingorgo in tribunale. In questa sezione confluiscono tutti i casi di maltrattamenti e stalking. Il Presidente ha giustamente deciso la riorganizzazione. E poi vediamo la pagina di Catania del quotidiano La Sicilia, che annuncia e ci ricorda che domani la città si ferma per il passaggio della fiamma olimpica, che sarà in città dalle 16:30, e quindi attenzione, circolazione vietata in molte strade. E poi un fatto di cronaca: importunata dall'ex, urla in strade, poliziotti placcano il violento. La donna ha cominciato a urlare disperata: aiutatemi, il mio ex fidanzato mi sta seguendo, sono spaventata. Le grida hanno attirato più persone che affollavano via Antonino di San Giuliano. L'SOS è arrivato anche ai poliziotti delle volanti che erano in servizio in quella zona e si sono precipitati dalla ragazza, che ha immediatamente indicato l'ex compagno spiegando che non riusciva ad allontanarlo. Ha manifestato tutta la sua paura agli agenti. Uno ha fatto
fatto da scudo alla giovane. Mentre il collega si è avvicinato all'uomo per bloccarlo, ne è nata una colluttazione. Il violento voleva a tutti i costi avvicinarsi alla donna. Ci sono state spinte, strattoni, alla fine ha avuto la meglio il poliziotto, che è riuscito a immobilizzare. Per l'ex fidanzato stalker sono scattate le manette, quindi pensate con quale determinazione e anche diciamo stato di alterazione evidentemente quest'uomo voleva avvicinarsi a questa donna, tanto da avviare una colluttazione con i poliziotti. E poi restiamo a Catania, da quartiere a luci rosse a quadrilatero dello Spaccio. Parliamo del quartiere San Berillo, diciamo smantellata una piazza di spaccio lunedì con il blitz e safe zone. Nelle carte del GIP il racconto drammatico di un tossico che si riforniva nella piazza. Andiamo ancora avanti, domani dicevamo viabilità rivoluzionata, inutile diciamo elencare tutto il quadrilatero di vie che saranno interessate, e comunque attraverserà un percorso urbano di circa 10 km con partenza da via Aquicella Porto e arrivo in piazza Duomo. Una delle pedofore sarà Tania Di Mario, campionessa olimpica di pallanuoto. Siamo ormai agli sgoccioli, scirocco alle isole Eolie, trasporti in tilt, 5 isole irraggiungibili a causa del maltempo. E poi in conclusione la cultura, Taubuk celebra la fiducia e riflette su Pirandello, la kermesse letteraria annuncia il tema del 2026, le porte d'Europa di Mimmo Paladino. E con questo annuncio con grande anticipo ci fermiamo, finisce qui la rassegna stampa di oggi, mercoledì 17 dicembre, a tutti una buona giornata.